Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo in diretta dal Polisportivo di Fulgatore per commentare la sfida valida per la 19ª giornata del girone A di promozione siciliana. Si affrontano Borgetto e Fulgatore, due squadre che hanno l'obiettivo di agguantare i playoff. Arbitra il signor Damiano Placido Scaccianoce della sezione di Catania, che fischia adesso l'inizio della partita. I suoi assistenti sono Melchiorre Pagliarella della sezione di Marsala e Claudio Carrara, anche lui della sezione di Marsala. Posizione battuta da Todaro sul secondo palo, poi Agnello, e al primo tiro in porta arriva il gol del Fulgatore, 1-0. 8 giri d'orologio, vantaggio biancoazzurro al Polisportivo. Palla in mezzo, colpo di testa all'indietro di Di Giuseppe, poi altra palla gol per il Fulgatore al 15esimo, la parata però di Piccione. Salta Rosone, arriva Secum, ancora Rosone, prova una Veronica, poi Secum lo stava rifacendo al 17esimo del primo tempo, la prima occasione reale del Borgetto. Fulgatore, D'Amico con la testa, Secum, Cardella, c'è un appoggio Maranzano in verticale, ancora Najib Secum di Giuseppe, Usumano, la palla arriva a Gallina, Rosone, ancora lo scambio tra i due, funziona bene l'attacco, Alfano col destro, altra opportunità al 19, la squadra di Caruso, Secum, ancora buona la palla, Rosone va sul fondo, il cross è buono per Rubino, occasionissimo D'Amico, la gioca per Rubino che porta a palla, ragiona ancora D'Amico, il lancio, la spizzata di Gallina, ottimo lavoro, Cardella traversa, ancora buona, Alfano protegge, è in campo la palla, si viene a prendere il pallone di Giuseppe, ma Maranzano, buona traiettoria disegnata per Rosone, si sovrappone Cardella, la mette a rimorchio, troppo leggero il passaggio, cerca subito di riaggredire, ha cambiato fronte Alfano per prendersi la sfera, Cardella, Maranzano, palleggia il Borgetto, ancora Alfano, il tacco di Rosone sulla linea, Grimaudo, Todaro gestisce palla, ancora la squadra di casa, una certa costanza, Castiglione a puntare Maranzano, passa in mezzo a due, Castiglione con i pugni, Piccione, la prima opportunità di questa ripresa del Fulgatore al secondo minuto e 20 secondi. Gioca Cusumano, Alfano prende la palla, si butta nello spazio Rosone, servito, ci arriva il 7 e il pareggio di Rosone con caparbietà, con corsa, sempre Totò Rosone, 1-1, pareggiati i conti al quarto del secondo tempo. Una stagione da sogno per l'ex San Vito, che si prende l'abbraccio di tutti, va a ringraziare Alfano per l'assist. Si prepara Secum, Gallina la fa passare per Rosone, col petto, la riprovano in mezzo, Alfano 1-2 micidiale, Alfano per Rosone e poi Rosone per Alfano, passa subito in vantaggio nel giro di 2 minuti il Borgetto, è panchina in campo, batte Maranzano, Rosone, grande controllo, la palla per Terranova che lavora bene di spalle, si appoggia a Scrozzo che tocca il suo primo pallone del match, tiro alto, palla in mezzo, Alfano, zona tiro per lui, Alfano fuori di niente al 26esimo, di là non esce Maranzano, lo rincorre Terranova che sta facendo una grande partita di sacrificio in questo secondo tempo.
però viene saltato da Peralta. Il cross, l'uscita bucata da Piccione. Pareggia i conti il Fulgatore con il gol di Cannavò. 2-2. Cusumano, la palla passa per Rosone, col petto, Rosone! Ce ne potevamo andare tutti a casa se entrava questa palla. Parte Secum, vicino all'incrocio, va col sinistro, la palla per Nolfo, davanti al portiere, a 1 minuto dalla fine, l'occasione della vita per il Fulgatore. Terranova, triplice fischio, si dividono la posta in palio, Borgetto e Fulgatore. Continua la sua striscia positiva alla squadra giallorossa, che porta a 9 i risultati utili e consecutivi tra Coppa e campionato.